Interno dell'ufficio dei Mason, ritratti in un ufficio a New Orleans di Edgar Degas, 1873, olio su tela, Pau Musée des Beaux-Arts. Dall'ottobre del 1872 al marzo 1873, in compagnia del fratello René, Degas si reca in America a trovare l'altro fratello Achille e i parenti della madre, i Masson. Oltre ai ritratti dei singoli componenti della famiglia, esegue questo dipinto, ambientato all'interno dell'ufficio di commercio di cotone dei Masson a New Orleans. In primo piano, seduto, c'è Michael Masson, zio dell'artista. A destra il cassiere Levandé e chino sui registri. Il fratello René Degas è seduto al centro mentre legge il Times Picayune. L'altro fratello, Achille Degas, è in piedi a sinistra, appoggiato a una finestra, il socio James Prestige e dietro René, seduto su uno sgabello mentre parla con un cliente. Seduto sul tavolo, intento a mostrare il cotone a un altro cliente, c'è William Bell, marito di Mathilde Masson, figlia di Michael e cugina dell'artista. Ringraziandovi per la visione e l'ascolto di questo video, invito anche chi non l'avesse ancora fatto ad iscriversi al canale Il Cappello di Irma, attivando anche la campanellina qua sotto il video per ricevere le notifiche dei prossimi video e contenuti che pubblicherò. Inoltre, perché è gratuito come il canale, vi invito anche a visitare il nostro sito web www.ilcappellodiirma.it. Grazie e arrivederci al prossimo video.